Sullo slancio e sull'entusiasmo della splendida vittoria in Eurolega in casa del Fenerbahce, Milano si rituffa in campionato contro un avversario ostico difficile come la Bertram degli ex Baldasso e Biliga. L'ex Yukon a conquistare il pallone, a innescare chiusi il blocco di Kamagate, ribaltamento per Goram che da lì ha già segnato e segna ancora. Che partenza per la Bertram, c'è il primo time out. Recupera un altro pallone, intelligente rimessa e Messina è molto arrabbiato. Chiusi, va fino in fondo, poi fuori pallone per Goram che ha un 2 su 2 da 3, 3 su 3 con questo per Justin Goram. Shields fino in fondo, canestro e Nduan per Shavon Shields. Chiusi nell'angolo per Severini, Baldasso per il primo tiro da 3 per Tommaso Baldasso. Ancora Brooks prova a partire 1 contro 1, ad attaccare De Negri, tira in acrobazia, riesce a trovare altri 2 punti. Brooks De Negri si ferma fuori per Goram che prova ad attaccare Mirotic, Bolendrick per Goram che pasticcia, poi riesce comunque a tirare, a trovare un canestro pazzesco Justin Goram. Goram si ferma, resta il tiro per Justin Goram, immarcabile. Si allarga Mirotic, sbaglia tutto Dimitrijevic e allora dall'altra parte stavolta non può sbagliare Christian Vital. Mannion, siamo nell'ultimo minuto, Scelza prova a partire su Baldasso, aiuta Zerini, ribaltamento splendido di Shields per Mannion che prende la mira, non può sbagliare dopo l'assist di Shavon Shields. Abbiamo fatto una prima parte di partita fantastica, bisogna cercare di tenere alto il ritmo, è l'unica cosa che possiamo fare contro una squadra che oggettivamente è molto più forte, e quindi bisogna cercare di tenere alto il ritmo e cercare di fare il massimo con l'energia. Chiusi, serve Kamagate che viene stoppato da Gillespie, dall'altra parte Brooks spinge per il pallone che alla fine entra in qualche modo. Ribaltamento per Brooks che si alza per il tiro da 3. Strautins vuole palla, Kamagate del pitturato, allora Goram si alza per il tiro da 3. Lidei, Brooks si alza per il tiro da 3, Armoni Brooks. Brooks che finta il passaggio, poi si ferma, va fino in fondo, lascia per terra la difesa della Bertram e sono 22. Lidei fuori per Brooks che si alza fuori ritmo, ma non importa perché questo signore qui fa canestro comunque. 3,5 alla fine. Dimitrijevic trova l'autostrada libera e va a depositare in sottomano, si arrabbia De Raffaele, chiama il time out. 8 secondi per andare al tiro, Lidei va a attaccare Kamagate, tira in qualche modo, sbaglia a prendere rimbalzo e in tapin Zach Lidei. Chiusi va ad attaccare Lidei, si ferma e trova un pallone che gira sul ferro. 20 secondi sul cronometro, 10 su quello del tiro, Shields che esce, riceve, tira immediatamente e segna, pazzesco Shields. Baldasso dalla lunetta, non sbaglia, più 4. La Bertram, Milano peraltro non segna, vince 98-94 e la Bertram di Dertona espugna l'Unipol Forum. Yeah, I mean, we knew it was going to be tough. We got off to a hot start, which we had a good week of practice all week. So we felt good coming in, but they're a tough team. So we knew they were going to make a comeback.
They're real good, so we had a battle down the stretch to get it done.